L'allerta rossa per gli incendi, adesso allerta che continua in Sicilia, oggi livello massimo di rischio a Palermo, Enna, Siracusa e Catania, riportato dal bollettino della Protezione Civile che ha disposto speciali pattugliamenti e presidi. E noi siamo andati proprio con le squadre chiamate a fermare i roghi. L'inviato Duilio Calarco. Il prezzo a volte può essere molto alto, si può rischiare di farsi male, ma addirittura a volte si può rischiare anche la vita. I rischi del mestiere in un certo senso, a differenza che noi appunto lo facciamo in maniera volontaria, quindi rischiamo la vita per nostro volere, ma soprattutto perché c'è la voglia di aiutare. È quella che ci spinge ad andare avanti. 1 migliaio di volontari nelle aree della Sicilia esposte a rischio incendi, pattugliamenti rafforzati dalla Protezione Civile regionale guidata da Salvo Coscina, in concomitanza con la diramazione dell'allerta rossa. A Nicolosi nel Catanese è impegnata una squadra con moduli antincendi. È il pick-up con modulo schiumogeno ma miscelazione ad acqua, l'altro è un motobotte con 5.000 litri d'acqua che spesso viene utilizzata per rifornire i mezzi più piccoli perché hanno solo una capienza di 500 litri d'acqua. Qui abbiamo bonificato tutta l'area, sto rientrando nel mezzo, passo e chiudo. I volontari presidiano operativamente il territorio ai fini di prevenzione e deterrenza, nonché di supporto e assistenza ai vigili del fuoco e alla forestale. Compiti già assegnati alle organizzazioni di volontariato e su un percorso già definito con la forestale e i vigili del fuoco prima dell'inizio della campagna antincendio. L'avvistamento a cosa è mirato? L'avvistamento naturalmente è mirato sia alle persone o a qualche malintenzionato che ha voglia di appiccare qualche incendio e quindi di deterrenza, ma soprattutto l'avvistamento naturalmente è legato anche a colonne di fumo che i volontari durante il percorso individuano, chiamata la sala operativa, vanno diretti verso questa colonna di fumo per accertarsi la gravità dell'incendio.